Continuiamo a parlare di mela campanina con Silvia, siamo a San Possidonio nel Modenese, questa mela che è stata raccolta e poi viene riposta nell'area cortiliva. Qua cosa avviene, Silvia? Qua avviene l'abbronzatura, chiamiamola così. È bella questo termine, l'abbronzatura. Queste qua sono state stese ieri sera, sono state raccolte ieri, infatti le vediamo che sono verdi e tempo qualche giorno e diventeranno rosse come quelle che vediamo, là, insomma, là, sì. Che prendono questo bel colore, l'abbronzatura come la chiami tu. Sì. E è corretto dire che il colore è solo un fatto estetico, ma i contenuti nutrizionali e la qualità intrinseca non cambia. Esatto, sì. Però anche l'occhio vuole la sua parte. Sì, effettivamente diventa di un bel colore, sì, rosso acceso. Sì, comunque ha solo un fattore estetico, perché la mela non cambia il suo gusto. Cambierà solo quando maturerà verso marzo, che diventa un po' più morbida, che adesso è un pochino più duretta e diventa un po' più dolce, che adesso è un pochino più amara. Però il suo gusto non cambia da verde a rossa, tant'è che infatti possiamo vedere che si colora solo una faccetta rossa, non si colora completamente. Quindi anche quando hanno subito questo processo di irraggiamento del sole resta sempre insomma una parte verde, che è la sua caratteristica. Sì, esatto, vuole proprio così, metà rossa e metà verde. Poi va detto che comunque non è una mela che è di grandi pezzature, quindi la sua caratteristica è quella di avere delle pezzature medio-piccole. Sì, essendo una mela antica è piccolina, infatti per quello si preferisce magari chi si attacca alla mela chi preferisce la mela più grossa, però la mela campanina è piccolina, ha la sua pezzatura piccolina così. Ecco, una mela che per le sue caratteristiche è stata tutelata dalla Camera di Commercio, è un marchio camerale, no? La mela campanina. Sì. Queste mele comunque ci sono colorazioni che cambiano di giorno in giorno, quindi ci sono diverse sfumature, dal rosa fino ad arrivare a un rosso più intenso, no? Con la durata dei giorni di esposizione. Sì, prima rimane il primo giorno è verde, poi il secondo e il terzo giorno diventa un po' più rosata, diciamo, per arrivare al suo colore finale che è un bel bordeaux acceso. Infatti questa qui ha ancora bisogno di qualche giorno prima di essere tirata su. Insomma, ci vuole ancora un po' di tempo. Deve ancora abbronzarsi bene. Abbiamo detto che qua ci vuole tanta manualità, perché poi per riporre a terra tutte queste mele ci vuole tempo e soprattutto si sta anche un po' scomodi, no? Quindi insomma è un lavorsaccio da questo punto di vista. Sì, perché va stesa rovesciando la cassetta e poi dopo, per via che prenda la sua faccetta rossa, vengono sistemate bene, pari, perché se rimangono un po' su 2-3 mele, magari quella sotto non si abbronza, non diventa del colore rosso perfetto e rimane verde, e dopo è uguale come se non fosse stata stesa. Ci fai vedere, Silvia, come si fa, no? Andiamo a vedere, mettiamo Sì. per terra qualche mela. Ok. Allora Silvia, ti do una mano con queste Sì. cassette che non sono propriamente leggere, quindi magari uno arriva a sera che è anche stanchino. Cosa si fa adesso? No? Allora noi le svuotiamo qua piano piano. Perché così non si deve, ovviamente non... Cerchiamo di farle smicare il meno possibile e poi dopo le dobbiamo proprio stendere pari, perché se rimane il blocco così, quelle sotto ovviamente non gli viene la loro faccetta rossa. E vanno comunque messe molto ravvicinate. Sì, per risparmiare spazio. spazio. Spazio, sì. No? Quindi questa operazione si fa, dopodiché vanno raccolte naturalmente, sì. A questo punto una ad una. Sì, e messe nella cassetta. Perché mentre si versano, tutto sommato è anche abbastanza più veloce, mentre sì. invece raccoglierle ci vuole tempo. Ci vuole il suo tempo. E questa è un'operazione che non sei riuscita a meccanizzare? No. Dopo c'è chi le mette nella cassetta, fa tipo 2 strati e piano piano le gira di giorno in giorno. E c'è chi invece le stende con l'aiuto anche dell'acqua, che quello lì forse è un metodo un po' più veloce, sarebbe tipo l'innovazione quella lì.
diciamo che presuppone avere comunque una dotazione, diciamo, strumentale diversa in azienda. Sì. E quindi essere un attimino più, insomma, attrezzati da questo punto di vista. Dopodiché vengono messi in cassetta, poi avete detto, voi avete il vostro riferimento è un mercato, sono i mercati anche facendo vendita diretta, quindi vendete direttamente, poi avete anche dei mercati dove vendete in cassetta e dove viene riconosciuta la qualità di questa mela. Sì, noi vendiamo anche al mercato ortofrutticolo di Verona e vengono messe nelle cassette di plastica con 2 mani di mele e lì diciamo che ci porta via una bella quantità del nostro prodotto. E poi abbiamo comunque anche sempre la vendita a casa oppure anche dei piccoli commercianti qua in zona che riconoscono la mela. Sì. Quindi insomma nel veronese è conosciuta la campanina? Sì, è arrivata, non pensavamo neanche noi, però è conosciuta anche là e l'apprezzano, devo dire che va. Beh, insomma, questo vuol dire che... Senti, allora, viene usata anche per fare mostarda. Hai preparato un piccolo tavolino dove vediamo un po' la mela, magari assaggiamo anche la consistenza, no, al taglio, vediamo un po'. Va bene. Qui c'è una piccola vetrina, Silvia, insomma, del vostro prodotto e abbiamo parlato di mostarda e c'è anche questa mostarda, vedete, il marchio Camerale va ricordato, una mostarda fatta solo di mele campanine, è una particolarità, insomma, più diciamo nel mantovano viene molto utilizzata, ma anche dalle nostre parti, quindi chi cerca la mostarda specifica della mela campanina è un grande, insomma, conoscitore di questo prodotto. E questi sono, ecco, questa è già pronta per essere commercializzata. Questa è già pronta per essere venduta, sì, già scelta. Scelta e queste, ecco, queste sono pezzature, diciamo, questa è la pezzatura media che si trova, no? Sì, è già un po' più grossina rispetto a questa qui. Allora, se uno se le porta a casa con questo stadio di maturazione, dico io, lo ripone in un luogo fresco e la consuma per quanto tempo? Tutto inverno. Tutto inverno? Sì, un po' anche al buio, che non prenda tanto la luce solare, e al fresco, e tutto inverno può durare fino a marzo, ma mi creda davvero. Fino a marzo si consuma? Fino a marzo sì, dopo inizia a diventare un po' più giallina, un po' marroncina, ma a marzo, quando si risveglia. Diciamo che cambia la consistenza, però ancora buona. Sì, diventa un po' più morbida e un po' più dolcina. Adesso è un po' tipo come se fosse acerba, un po' più, infatti viene un po' più amara e infatti viene consumata prevalentemente cotta come mela, o lavorata nella mostarda o come torte nei dolci. Però si può mangiare anche tal quale. Sì. Va bene. Senti, allora, noi abbandoniamo un attimo la mela campanina perché se restiamo nel modenese, andiamo a San Cesario, abbiamo raccolto alcune testimonianze di un'iniziativa che si fa in questo periodo dell'anno, che sono le arature con i vecchi trattori. Poi ci ritroviamo qua per i saluti. Siamo in un gruppo nato così per scherzo che si chiama Voglia di Arare, perché la nostra passione è arare, si diventa matti ma a noi ci piace arare. Quel signore qui aveva un trattore fermo da 30 anni o forse più, lo siamo andati a recuperare, l'abbiamo messo in moto e adesso lo adoperiamo ed è quello che ha attaccato quella macchina qua. Però ti dico, questa qui è la nostra passione, diventiamo matti, però il sabato e la domenica ci piace fare quelle cose qua. E ce ne sono diversi degli appassionati, infatti si vedono. Anche gente giovane che... esatto, e sta montando su della gente giovane, che questo qui è bello, perché quelli più anziani come noi stanno cominciando a lasciare un po' il passo. Una manifestazione nata, come si può dire, all'improvviso, nata con un passaparola in una cena, e passando la parola ci è venuta una marea di gente, quelli che devono ancora venire. Poi abbiamo messo in moto degli attrezzi vecchi che erano degli anni che non li mettavamo in moto,
giusto per vedere se andavano ancora e poi la curiosità anche di farli andare. Questa macchina qui è del 1918, recuperata qui a Castelfranco negli anni 90 da un terzista, rimessa a posto e ogni tanto lo adoperiamo e funziona ancora. E poi ci sono i landini testa calda che facciamo delle arature hobbistiche, arature della domenica o del sabato pomeriggio, tanto per adoperare queste macchine che hanno minimo 50 anni. Ci troviamo di fronte a due modelli, sono Fiat 221R, perfettamente identici. Quello alla mia destra è un 1962, questo è un 1963, quindi 60 anni a ottobre e 61 anni il suo trattore vicino. Sono trattori bicilindrici raffreddati ad acqua che all'inizio degli anni 60 hanno concesso la motorizzazione a tante le aziende. La particolarità è che sono perfettamente funzionanti, ma non sono trattori da museo, sono trattori che quotidianamente vengono usati per dei piccoli lavori, tant'è che sono omologati per la circolazione stradale con tutti i dispositivi di sicurezza, perché a distanza di 60 anni hanno ancora una propria attività, ripeto, per dei lavori marginali, e sono macchine che oltre al valore affettivo hanno anche contribuito tanto ad alleviare le fatiche degli agricoltori agli inizi degli anni 60. Allora, avete visto quanti appassionati ci sono di vecchi trattori, perché comunque è sempre un attaccamento all'agricoltura anche per chi magari non fa più l'agricoltore. Silvia, allora, la tua mela campanina, sono molto curioso di assaggiarla cotta e anche la mostarda. Grazie per averci spiegato un po' quello che avviene in questa azienda e quali sono i processi produttivi di questa mela. Un saluto e noi ci vediamo tra qualche minuto.